Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Gianluca Palazzolo. Gianluca è un imprenditore che opera nel settore delle energie rinnovabili, ma è anche un artista e nelle sue opere utilizza materiali riciclati e lui dice che appunto ridà vita a questi materiali per creare dell'emozione per chi li guarda. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. E buongiorno. Ciao Francesco, come stai? Bene. Tutto bene? Cosa Allora, mi dovevi dire di bello? di metterti questo. Cos'è? Cos'è? Un microfono? Mhm. No, dico, No. un microfono. Ti Ok. va bene? Sì, cosa dobbiamo fare? Chiacchierare. Facciamo un'oretta di chiacchierata, Ok. dove non devi dire qualcosa che non va bene che si senta o che venga registrato, perché sei anche qua. Ah, ok. Ciao ciao. Ciao. Ok, ti va bene? Ok, va Boh, bene. Proviamo. Ok, Ovviamente se poi qualcosa non va bene, non taglio, non la mando in onda proprio. ok, Ok. va bene. Perfetto. Come Aspetta, stai? metto la Come cintura di stai? sicurezza. Cintura di sicurezza, bravo. Allora, questa cosa è l'ho chiamata podcast, è una sorta di trasmissione audio-video, quindi un podcast anche video che puoi mettere su una piattaforma YouTube e Spotify, dove incontro e chiacchiero con persone, prima di tutto che piacciono a me, quindi normali, nel senso non Ok. necessariamente famose come fanno tanti, Ok, che mi possono, se vogliono, raccontare la propria vita personale, professionale, nel tuo caso ambivalente. Io ti ho presentato prima nell'incipit. spero bene. Ho detto due cose e basta. Ho detto che Oh. sei un imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, Ok. giusto? Sì, sì. Ok. E la seconda che sei un artista, che sei un Ok, artista che utilizza materiali riciclati, sì, che gli dà nuova vita sì, per esatto. emozionare le persone che le vedono le tue Esatto, opere? esatto. Ok. Ci hai azzeccato? Sì, dai, hai studiato. Ho studiato. Hai crastulato, anzi. No, ho proprio studiato, ho detto, vado, Ok. perché vabbè, noi ci conosciamo non benissimo, siamo amici, siamo, Sì, ok, sì, sì, sì. però non abbiamo mai, non ci siamo mai confrontati l'uno rispetto all'altro. Ma infatti io non sapevo di questa attività che facevi. Ma questa cosa non è ancora del tutto, cioè sta iniziando a essere pubblicata, ma non lo sanno in tanti, perché io ho girato già una trentina di Ok. episodi, Ok, e quindi ho pensato di ho pensato di coinvolgerti senza dirti nulla, perché volevo un po' un effetto leggermente, sorpresa. e ci sei riuscito. Sì, vero. Quindi Ti ho- sì, ti ho- assolutamente ti ho imboscato, sì. ho dato Assolutamente un'imboscata. sì, non mi aspettavo. Nulla. Pensavo che dovessimo andare a bere A fare qualcosa. un sopralluogo, una cosa del genere. Anche, perché no? Ecco, giusto, quindi torniamo indietro. Imprenditore nel settore delle energie rinnovabili. Ok. Come diventi imprenditore? Questa è la domanda che ho pensato di farti. Ok, allora è stato abbastanza, diciamo, naturale per quanto riguarda la mia persona diventare imprenditore, in quanto sin da piccolo ho avuto la necessità di costruire qualcosa di mio. Mhm. Quindi quando già ero Ma da piccolo costruivi? Facevi sì, cosa? sì, allora partiamo da Allora, zero. classe 1982. 82. Ok. So pischellino? Sei piccolo, sì, sei un ragazzo. Vabbè. Sei giovane. Sono cavolo. diversamente giovane, Sei diversamente magari. giovane, che sei a livello di persona maturo, cioè nel senso che io ti vedo una persona grande, responsabile, in quel senso, però fisicamente, ovviamente, poi l'età è quella che hai, che uno ha, però 82 sei giovane, cavolo. Cioè, nel Grazie. senso che no, sei Grazie. giovane proprio perché per essere già imprenditore dell'82
ci deve essere dietro una bella storia. Allora, diciamo che ho avuto la fortuna o per alcuni sfortuna di bruciare alcune tappe, ovvero mi sono ritrovato appunto sin da subito, diciamo dal 2001, diciamo la strada spianata per avviare già subito l'attività. 2001 e 19 anni. 21. 21. Sì, 21, sì, perché nel 2000 no, 19 anni, hai Cavolo. ragione, scusa. Ancora Sì. più piccolo, Sì. mamma mia. A 19 anni che fai? Sì, allora io in realtà ero in Accademia di Belle Arti e mi è Ma dai. capitata, sì, mi è capitata la possibilità. Ok. Sì, allora partiamo come dicevo prima da zero, così capisci bene come si è sviluppato tutto. Come hai detto tu, io sono dell'82 e quindi nasco in una città che si chiama Ciriale, in Sicilia. Si sente che non sei sardo, leggermente. Un po', quello sono abbastanza orgoglioso della cadenza sicula, perché comunque fa parte delle Sono le tue radici, certo. però la cosa più interessante è che negli anni ho acquisito anche la cadenza sarda, quindi l'unione di due isole, diciamo, è abbastanza interessante, anche se poi quando sento la mia voce con la cadenza sicil-sarda è un po' strana, sì, è un po' un casino, ecco. Comunque nasco a Ciriale, a Ciriale è conosciuta tutta Italia, ma anche fuori Italia, per uno dei carnevali più belli d'Italia, appunto, e quindi in realtà da lì parte la curiosità nel mondo dell'arte, perché da piccolo amavo andare assieme a degli amici nei cantieri dei carri, dove costruivano nei cantieri dei carri di carnevale. Dei carri? Ah, scusa. Sì, dove costruivano appunto le maschere, i carri allegorici, e quindi in realtà da piccolo amavo fantasticare in mezzo a quelle forme, in mezzo a quella montagna di carta. Cartapesta, sì. Anzi, per l'esattezza cartone romano, perché la cartapesta non è altro che carta pestata. Cos'è il cartone romano? Cartone romano è fogli di giornali stratificati, messi a foglio, quello è cartone romano. Poi diciamo prima si mettevano i fogli così. Sì, allora sì, c'è cartone romano e cartapesta. Il cartone romano, che in realtà quello che ha iniziato appunto, come diceva i romani sicuramente, o i greci, li facevano le forme, le maschere, esatto, le forme da teatro, anche. Esatto. Materiale lì. Lo facevano macinando la carta. Ok. Quindi utilizzavano la farina, l'acqua, portavano in ebollizione, e poi appunto il cartone romano era tutto pressato all'interno delle forme, che le forme venivano fatte in argilla, mentre i carri di carnevale in realtà li fanno in cartapesta, ma in realtà sono stati di carta, messi uno sopra l'altro. Detto ciò, comunque diciamo la mia passione sull'arte nasce proprio dal carnevale, proprio perché appunto, come dicevo prima, amavo fantasticare, e soprattutto quando vedevo le pagine di giornale attaccate nelle forme, mi piaceva anche fantasticare sulle storie che c'erano scritte lì. E quindi da lì, poi crescendo, questo ha influenzato molto il mio percorso di studi. Dopo le scuole medie ho scelto di frequentare il liceo artistico, dove in realtà ho imparato tanto dal liceo, anzi ho imparato più al liceo che in Accademia di Belle Arti in realtà, anche se poi devo dire l'accademia ad un certo punto l'ho lasciata proprio per venire in Sardegna. Quanti ne hai fatto? Più o meno un anno e mezzo. Quindi inizi e poi vieni in Sardegna. Perché vieni in Sardegna? Perché mi ero reso conto che
l'accademia non mi dava quello stimolo di proseguire e imparare cose nuove. Almeno così all'epoca sì, non avevo proprio questo stimolo, e quindi ho pensato, già all'epoca in realtà lavoravo nel mondo della notte, lavoravo in discoteca e anche in radio. Facevi DJ? No, facevo il vocalist. Il vocalist? Sì. Ma dai. Sì. Che poi è stata una passione che mi sono portato anche qui in Sardegna, infatti mi ha portato a lavorare in tantissime discoteche a livello regionale. Adesso qui ti vorrei bloccare un sacco di cose. Vocalist, come inizi a fare il vocalist? Che questa è una cosa particolare, non l'ho mai sentita, te lo giuro. Allora, non conosco nessuno. Il vocalist o in alcuni casi nella musica commerciale in realtà è lo speaker. Il vocalist era... Cioè lo speaker che introduce il brano oppure che parla durante il brano. Esatto, in realtà è il format della radio poi portato in discoteca. Nel mio caso a me piaceva la musica elettronica, la musica progressive, la techno, e quindi in quel caso, in quel ramo di musica lì non si chiama speaker ma si chiama vocalist, proprio perché si facevano delle performance, non solo vocali, ma proprio all'inizio tanti chili fa facevo anche Ragazzo Immagini. Ragazzo Immagine. Sì. Ragazzo Immagine. Anzi, la mia prima serata è stata come Ragazzo Immagine. Sì, dai, sì, Ragazzo Immagine e vocalist. Ma qui in Sardegna lo facevi No, in Sicilia, a Catania. In realtà ho lavorato nelle più belle discoteche siciliane e ne vado fiero, perché proprio in quegli anni la musica piaceva a tutti. Anzi, apro e chiudo una parentesi, sino agli anni, inizi anni 2000, in discoteca si andava per ascoltare la musica e sentire la musica che normalmente non sentivi radio. Bravo. Adesso purtroppo questa tendenza è finita, e dico purtroppo perché era bello, perché si creava proprio comunità. Adesso questa tendenza è finita, in discoteca si va solo per farsi vedere, ma più che altro per ascoltare le canzoni che senti nei social. Sì, ma vanno a prendere il tavolo, vogliono essere lì personalmente, fisicamente, ma è uno status, non è più nemmeno un ascolto. Ed è stato effettivamente questo che poi mi ha fatto finire nel 2018-2019, ma non ne ricordo esattamente l'anno, la mia carriera da discotecaro. Che era un po' ambigua, perché poi io in realtà ho molti vizi, quindi non fumo, non bevo alcol, non bevo birra, non bevo caffè, quindi ero un po' anomalo, anomalo come figura, però era quella cosa che mi contraddistingueva rispetto agli altri. Ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi DJ sia italiani che esteri. Potrei farti una carrellata di nomi, ma non è questo che mi piacerebbe dire, perché comunque la discoteca era un po' una perversione? No, ma perché? Un'stravaganza? Ma nemmeno. Una vocazione. Ma negli anni 90 era iniziata così, perché io ho iniziato nel 96, quindi che era difficile farsi conoscere. All'epoca non c'erano i social, adesso sarebbe molto facile farsi conoscere. Esatto. Mentre all'epoca era molto difficile, ci voleva molta passione, perché è quello che ti spinge a lavorare poi nella musica. Ma come inizia un vocalist a fare il vocalist? Ma inizi nel garage. Provi per conto tuo, ti viene l'idea di farlo? Ma no, allora all'epoca erano molto famose le cassettine dei vocalist mitologici, tipo Franchino, Ziggy il Giullare, Roberto Francesconi, quindi da lì io avevo 14-15 anni, quindi fantasticavo in tutte queste serate che si facevano a Rimini, Riccione, Milano, comunque fantasticavi. Io quest'estate ho visto uno spettacolo di Fargetta. Ah, ok, e sì, lì, sì, quello è il Mario vocalist. Fargetta. E lui ha fatto il vocalist.
Cioè, Sì. non lui anticipava il brano, Sì, o sì, chiamava le armi, dico io, per far partecipare il pubblico, quello è fare il Vabbè, ma vocalista. lui ha un imprinting nettamente radiofonico, Molto oltre ad essere radiofonico. molto bravo e molto preparato, comunque lo farebbe anche con le orecchie tappate. Micidiale. Questo Ma è infatti molto stava bravo. facendo un sacco di storie, ma secondo me era tutto straprogrammato, per cui aveva già Ma tutto allora ti dirò che mentre una volta in realtà la programmazione si poteva fare sino a un certo punto, perché solo quelli più organizzati DJ avevano i campionatori, quindi potevano fare un po' di registrazioni in casa o nello studio, e poi arrivavano in discoteca con i campionatori e quindi avevano i settaggi già pronti. In realtà quelli che sono con i dischi dovevano fare tutto live, quindi io ne ho conosciuti veramente a decine e decine di DJ molto bravi, che purtroppo adesso non c'è più questa tendenza di lavorare per esempio sul vinile e avere proprio di base una cultura musicale che abbraccia, diciamo, tutta la musica. Adesso ti piace la trap, vai con la trap, ti piace l'hip hop, vai solo con l'hip hop. Diciamo, quello che mi ha portato diciamo, a spingere in questo mondo della musica è stato innanzitutto come dicevo, l'estravagance, il farsi notare anche, poi la curiosità e poi la passione per la musica. Abbiamo iniziato nel garage con gli amici, con un amico in particolare, e poi da lì abbiamo iniziato a fare le prime serate, proprio siamo partiti spediti in discoteca. subito. Sì. Non Coraggiosi. è iniziato con i festi di compleanno, Esatto. proprio subito in discoteca. Effettivamente all'inizio era un po' particolare, un po' oscena come cosa, però Vabbè, come tutte le cose, quando le inizi sono croccanti e poi dopo impari e diventi più fluido. Quindi vieni però in Sardegna. realtà adesso che mi stai facendo pensare, mi hai sbloccato tutti questi pensieri. Quando organizzavamo le serate, perché poi ce le organizzavamo le serate, diciamo anche lì mettevo a disposizione per il gruppo organizzativo la mia passione per l'arte, perché quando c'era da fare allestimenti cercavo di ottimizzare le risorse che avevo, ma poi per esempio andavamo a stampare i flyer e i bigliettini da dare in giro, ok, o i manifesti da attaccare in giro per le strade, e rimanevano delle lastre con delle pellicole. Quelle pellicole erano solitamente o argentate o dorate. Stappavi in offset? Ma non mi ricordo come Sì, si te lo chiamavano. dico io. Ok. Allora, la stampa offset erano delle pellicole di Ok. alluminio che erano impressionate per i 4 colori della quadricromia. Ok. Tu prendevi queste? Sì. Ecco, te le davano i tipografi? Io utilizzavo, perché poi li smaltivano, e io li utilizzavo perché erano delle scenografie che figata, in che discoteca. bravo. In più prendevo Spuntavi le luci magari, sì, no? e in più prendevo dei nastri argentati e dorati che li recuperavo da una fabbrica dove si producevano scatolette da regalo, Ok? e li utilizzavo per fare proprio le scenografie sui tetti della discoteca, una cosa diciamo molto Bella. improvvisata. Oggi non lo so se lo rifarei, però all'epoca proprio l'istinto era proprio quello di riutilizzare, ed No, effettivamente questo è quello che poi ha influenzato Quello che fai adesso. quello che faccio adesso, sì, Ma che perché bello. poi nel 2001 ho intrapreso il mondo lavorativo vero e proprio, quello che mi dà da mangiare tutti i giorni, ovvero le energie rinnovabili, iniziando proprio dagli impianti di climatizzazione della casa, per poi passare al fotovoltaico, al solare termico, diciamo tutti quegli impianti che noi utilizziamo in casa, che poi servono a farci risparmiare i soldini. Ma questo ci arrivi dopo? No, Nel senso che tu ci arrivi subito in Sardegna, vieni a lavorare in Sardegna, Sì. non ho capito. sì, Così succede. sì, Cioè tu da zero vieni in Sardegna a lavorare? non era proprio da zero, Inizi diciamo, in Sicilia a fare queste cose? ma no, in Sicilia ho iniziato, diciamo, come si inizia un po' con tutti, a fare il passaparola con i parenti,
quindi ho venduto i miei primi climatizzatori a degli amici e dei Ok, parenti. quindi inizi subito con questo settore. Sì, e in realtà nel 98-99 mi sa, sì, i primi climatizzatori li ho venduti in quegli anni. E poi nel 2001 mi sono trasferito qui perché ho avuto una possibilità appunto lavorativa di trasferirmi qui e diciamo mi sono buttato a capofitto senza sapere nulla, anche perché era difficile trasferirsi così un po' con la valigia di cartone in un posto, diciamo, per me sconosciuto a livello lavorativo, e soprattutto un lavoro che da imprenditore tutto nuovo, tutto era nuovo. Quindi in realtà io ho imparato sbagliando tutta la mia carriera. È la lezione della vita, imparare sbagliando. Esatto. Infatti all'inizio della carriera imprenditoriale ero molto istintivo, diciamo, mi buttavo molto soprattutto sulla pubblicità, per esempio. Amavo spendere un sacco di soldi per far conoscere l'attività e far conoscere i prodotti, soprattutto il fotovoltaico, il solare termico, che nel 2003, per esempio 2003-2004 non conosceva nessuno, sì, era proprio all'inizio. Ma facevi una cosa giusta, mica era una cosa sbagliata. Ovvio che a buttare molto magari bisogna stare un po' attenti, però investire sì, per farti conoscere, ci mancherebbe. Assolutamente, sono d'accordo, e proprio perché venivo dal mondo della discoteca, dove per farmi conoscere dovevo organizzare le serate, quindi investire sulla pubblicità, per esempio in radio o con i manifesti, con i bigliettini. Diciamo, ho trasferito quel tipo di esperienza anche nel mondo lavorativo, e devo dire che ha avuto ottimi risultati, almeno sino al 2009-2010 ha avuto ottimi risultati, perché facevo non solo le classiche pubblicità sui giornali e con i volantini, ma facevo anche le televendite. Facevo le televendite sia sul solare termico che sul fotovoltaico. Davvero? Sì. Sui canali regionali? Sui canali regionali, e poi nel 2008-2009 ti svelo una chicca, grazie al mondo delle discoteche. Dei conoscenti avevano inventato un format che settimanalmente veniva distribuito in più o meno una trentina di televisioni private in tutta Italia. Ma dai. Ed io ero riuscito ad entrare con 5 minuti di pubblicità in questo format, sì, e pagando una piccola fee ero in onda in tutta Italia, ma non avevo un orario ben preciso, era un loop, ricevevamo chiamate sempre. Figo. Quindi, e questo è durato per un annetto, più o meno un annetto e mezzo, mentre in Sardegna le classiche TV regionali con cui abbiamo avuto modo di collaborare sino al 2009-2010, anzi 2010, perché poi subentrato il digitale terrestre, gli ascolti sono proprio scesi. Beh, poi in quel periodo, non proprio in quel periodo, ma hanno incominciato a utilizzare i canali web, quindi magari facevi anche i social, saranno iniziati più o meno in quel periodo. Questo è il 12-14 grosso modo. Allora i social sì, in realtà 2006-2007, però nessuno dava questa importanza. Ma come non davano importanza al web quando hai iniziato? No, io quando ho iniziato nel 2001 avevo già il sito internet, un .com, ed era già perché comunque mi informavo tra le riviste, poi alcune fiere, eccetera, eccetera. No, andava fatto, ma io vedevo ancora gente scettica nei confronti del web. Io ti parlo del 94-95, quando ho iniziato. Cioè adesso se pensiamo che per fare un sito web ci vogliono esattamente 5 minuti, mentre 25 anni fa ci volevano mesi. 10.000 euro. Ma di più, Anche 20. Perché poi c'erano delle, diciamo, a parte le piattaforme non esistevano, ma c'erano dei programmatori che, poverini, erano da soli e si dovevano smazzare tutto questo lavoro pauroso, pauroso, e dovevano ovviamente stare alle fantasie dei clienti. Bravo.
perché comunque non era facile rappresentare quello che uno aveva in testa. Che uno aveva in testa, sì. Ok, quindi diventi imprenditore, ma allo stesso tempo continui a coltivare la tua... Cioè inizi con l'arte, No. Quell'arte che hai iniziato con le discoteche, poi che succede? Con le discoteche ho continuato anche in Sardegna sin da subito, ho lavorato proprio da subito con l'organizzazione più importante che c'era in Sardegna, non so se posso fare nomi, però... Sei tu che devi decidere, io non... Ma no, dai, teniamo così, Okay. Però... La più grossa in Sardegna. La più grossa che c'è in Sardegna. E lì ti sei proposto Sì, no, senza nessuna... No, sono andato in realtà un po' con... ma come si faceva un tempo, con le amicizie tramite un amico DJ che ti ha presentato altre persone. che mi ha creato il contatto con l'organizzatore di allora, sì, diciamo che è un mito tuttora, però questo mi ha fatto poi conoscere i più bravi DJ sardi. Ok. E ne vado veramente fierissimo, perché poi con alcuni abbiamo avuto modo anche di portarli in Sicilia come ospiti e quindi di farli conoscere, anzi erano già conosciuti, però fisicamente li abbiamo fatti conoscere anche lì. Quanto torni tu in Sicilia? E in che maniera? Ma no, in Sicilia io torno solitamente 2 o 3 volte l'anno, perché comunque ho la mia famiglia, i miei amici, i miei migliori amici siciliani sono lì, la mia famiglia è tutta lì, poi diciamo ho avuto diciamo nel corso degli anni la fortuna di conoscere mia moglie in Sicilia. Anche lei si è innamorata della Sardegna. È venuta volentieri qui. Subito. Quindi tu sei in Sardegna da solo? Sono in Sardegna da solo. Quando sei arrivato, dico. Quando sono arrivato ero sei rimasto da solo. Mia famiglia sei... tutta in Sicilia. Ok, ma tu torni in Sicilia per le vacanze e conosci tua moglie? Sì, però molto tempo dopo, ecco. Okay. Sì, e la porti qua? In realtà ha deciso da sola Nel senso, non l'ho dovuta forzare. Solitamente sai, quando ci sono queste scelte lavorative devi prendere le decisioni, però ti devo dire che io da siciliano, quindi nato e cresciuto in un'isola, trasferirmi in un'altra isola che comunque fa un quarto, ma forse anche meno di abitanti rispetto a 1,5 milioni contro 5 milioni, grosso modo. Ma solo Catania e provincia fa gli stessi abitanti della Sardegna, quindi Sardegna. Inizialmente in realtà è stato molto un trauma, ci credo. poi soprattutto non c'erano come adesso i social, quindi avere i primi approcci con gli amici è stato un po' difficile, però diciamo dai, ce l'abbiamo fatta. Ma non solo, poi c'è anche questo discorso che vabbè, noi sardi, voi siciliani, ci siamo tutti e due accomunati dall'amore per la terra, da questo cavolo di legame pazzesco che abbiamo, quindi pensare che tu dalla Sicilia ti trasferisci qua e non certo per una regione migliore è incredibile. Ma no, allora ti devo dire che per qualità di vita la Sardegna secondo me è migliore della Sicilia. È una delle migliori d'Italia innanzitutto, ma è anche una location ambita da anche gente che sta all'estero. Quello te lo dico per il discorso lavorativo. Sta succedendo questo? Sì, assolutamente. Ti devo dire che inizialmente i primi 4-5 anni è stato un po' difficile ambientarsi, perché comunque inizialmente ancora avevo quella sorta di mentalità patriottica nei confronti della Sicilia, perché sbagliando facevo sempre, creavo delle differenze tra Sicilia e Sardegna, ma in realtà col senno del poi sbagliavo, perché io dico sempre a tutti che sono 2 isole simili, ma in realtà nel profondo sono molto diverse. E la cosa bella è viverle tutte e due, perché la Sardegna è bella perché è così, è selvaggia, c'è poca gente ed è bella viverla così. Se fosse stata molto più colonizzata o molto più popolata, secondo me avrebbe avuto, almeno da parte mia, meno appeal, perché se conosci la storia sarda, la storia dei sardi,
ti innamori di quello. E io ho imparato a conoscerla in realtà un po' più tardi, quindi circa 6-7 anni dopo che mi ero trasferito, grazie ai clienti che andavo a visitare in giro per la Sardegna, grazie anche ai miei amici che mi hanno fatto proprio conoscere proprio l'entroterra, proprio le viscere della Sardegna. Poi di mio sono già curioso della storia e quindi mi sono innamorato della storia, dell'architettura, quindi in realtà la Sardegna potrebbe campare solo stai zitto, guarda, di turismo. Non ne parliamo. Purtroppo poi lì esce fuori il mio istinto siciliano, perché certe volte dico, caspita, mi sento più sardo io che non sono sardo che i sardi stessi. E questa cosa mi duole, perché quando vedo delle cose non fatte bene nei confronti del popolo sardo, se mi permetti il vocabolo, mi fa molto incazzare. E quindi questa cosa la cerco sempre di riportare poi con i miei conoscenti, con tutti quelli con cui ho a che fare nel mondo lavorativo ma anche nel mondo privato, il fatto di condividere diciamo la storia sarda, che poi in realtà negli ultimi anni ha inciso molto anche nella mia arte, ok? Perché poi tutto si ricongiunge, tutto si chiude all'interno diciamo del mondo artistico. Diciamo, il mondo artistico è per me uno sfogo di tutto quello che è poi l'esperienza della mia vita, no? È il tuo modo di esprimerti. Sì. E quindi come inizi a fare quello che fai ora? Quando lo inizi? Vabbè, hai detto prima che l'embrione è stato quello di recuperare materiali per fare delle scenografie in discoteca. E dopo? Allora, poi quando mi sono trasferito in realtà in Sardegna ho staccato di netto tutto quello che aveva a che fare col mondo dell'arte. Hai lavorato e basta? Ho lavorato, ho pensato solo a lavorare, mi rimaneva come valvola di sfogo la discoteca e lo sport. Sport? Sì. Cosa fai? Cosa facevi? Giocavo a calcio e poi gioco a golf. Quando ho un po' di voglia il weekend. Ci vuole voglia per giocare a golf? Ma sì, anche allora, lo sport non è quasi una terapia, è una terapia, però comunque non è uno sport semplice come potrebbe sembrare. A livello tecnico, dici? Sì, difficile. è molto difficile. No. È lo sport con più regole al mondo. Regole? Sì, ed è lo sport, ed è uno degli sport più praticati al mondo, perché noi non lo sappiamo in Italia perché viene poco diciamo utilizzato come sport, ma in realtà nel mondo ci sono parchi dedicati solo al gioco del golf, come qua andiamo per esempio a trovare il parco col campetto da basket o da calcio, soprattutto da calcetto. Nel mondo trovi i campi da golf, sì. Mai saputa questa storia, grazie. Sì. Nemmeno io, però nel 2009 quando mi sono approcciato nel mondo del golf mi hanno dato inizialmente tutta l'infarinatura. Hai scoperto un mondo nuovo, quindi. Sì, molto bello, ma tu pensa, no, che inizialmente anche quello era una valvola di sfogo. Il golf non sembra, ma è uno sport, come dicevi prima tu, è uno sport molto tecnico, ma è uno sport anche che ti rilassa ma ti fa sfogare. Perché? Innanzitutto non hai bisogno di sfidare qualcuno, ma il tuo nemico da battere è il campo, quindi puoi giocare da solo, ok? E quindi battere te stesso e battere il campo. Ma inizialmente, dopo, io l'ho sempre frequentato il fine settimana, ho sempre immaginato le palline
come le teste delle persone che durante la settimana mi facevano Giura. impazzire, te lo giuro, Aia. giuro. E quindi il Piccolo fatto scaricamento. è come il pugile dai pugni sul sacco. Ma anche gli sport Esatto. d'arma, diciamo. Quando giochi a golf, immagina la pallina alla testa di un cliente Bellissimo. piuttosto che una persona che ti fa uscire di... Mi sarei dovuto avvicinare in un certo periodo che avevo qualche, come si dice, qualche pallina sullo stomaco. Nel senso che avrei voluto sì, veramente decapitare molte persone, non una. Ma lì hai voglia di decapitare. Cioè, Cavolo. ma poi proprio più lontano La la lanci mandi e più trovi soddisfazione. Esatto. Mi ci Quindi- porti un giorno? Assolutamente Grazie, sì. te lo quando- chiedo come favore. Sono guarda, curioso. e poi è uno sport che crea condivisione, perché è uno sport che può fare sia il bambino piccolo, quindi di 6-7 anni, faccio un esempio, Cavolo, che molto presto. la persona anziana di 90 anni può farlo il golf. Ovviamente non può fare lanci da... Ma c'è forza fisica o c'è tecnica? Sì, c'è tecnica e forza, ma la forza in realtà viene in automatico con la tecnica, quindi il movimento più è preciso e Più meno scarica. è più scarica, ma in realtà non devi dare manco tanta forza. Velocità? Cioè, la velocità è derivata sempre dal movimento che tu crei. No, velocità nel movimento dico, non c'entra quello. Ma allora, Precisione. allora inizialmente cerchi di essere veloce, ma quando poi acquisisci, padroneggi il movimento, no, non è un discorso di velocità, ma come diciamo è un discorso di tecnica. Di tecnica. Sì, Ok. sì, più fai bene il movimento, più trovi poi il modo giusto di colpire, gli effetti, che poi ti danno il risultato finale. Ci vuole anche lì comunque, cioè, ti deve piacere. Certo, Ok. certo. E come tutte le cose, se ti prende, ti fa spendere anche un sacco di soldi, Come tutte le cose. come tutte le cose, come tutte le passioni. Quindi, diciamo, adesso che sono in famiglia, dedico un po' meno tempo. Ma hai anche- fatto gare, hai fatto campionati, come si Ma dice? no, allora in realtà... Circuiti, no. Ma allora in realtà no, anche se poi mi sembra un po' strano per quanto riguarda la mia persona, io solitamente sono molto competitivo. Nel calcio ero competitivo, ho fatto atletica leggera ed ero molto competitivo. Gareggiavo per vincere, non gareggiavo per partecipare, è stato sempre questo il mio pensiero. Mentre nel golf in realtà no, perché il maestro che mi ha insegnato a giocare in realtà mi ha fatto approcciare a questo mondo in modo più riflessivo, quindi io l'ho sempre presa come una passione, ma per rilassarmi. Mhm. No, non è relax, il golf non è relax, però io l'ho sempre presa così. Va bene. Quindi dicevi, hai fatto un po' di attività sportive e hai accantonato L'arte, sì. Che però avevi... Allora, in mente avevo sempre l'idea di iniziare, sai quando dici oggi inizio, domani inizio, compri cavolo, se una c'era- tela, c'era compri una perfettamente. tela o comunque compri l'argilla, perché poi a me piaceva molto la Argilla scultura, fai? sì. Wow, che figata. Piaceva molto la scultura, soprattutto poi scolpire per esempio la pietra Scolpisci anche la dell'Etna, sì, dell'Etna, la pietra lavica dell'Etna. Com'è? Molto Solo- friabile? È una pietra Fragile? No, È dura? No, è dura. In base poi che tipo di pietra. Se è una pietra vecchia è dura, perché poi è basalto. Mentre in Sicilia noi abbiamo più, almeno quando ho iniziato, e ci sono tuttora ovviamente, abbiamo più tipi di pietra. Abbiamo la fortuna di avere più tipi di pietra. Una è ovviamente la pietra lavica dell'Etna. E poi l'altra è la pietra bianca di Siracusa, che sono pietre molto morbide. Ma il calcare, cos'è questa pietra? Sì, sono calcari, tufi. Sì. Ma quella è molto morbida, quella è più morbida sicuramente. Sì, ma ti riesci a fare delle cose ne hai fatto tu? belle. Ho fatto in realtà poco nella scultura proprio di pietra, ho fatto qualcosa ma poco, ho fatto di più con l'argilla, soprattutto quando ero in Sicilia. In Sardegna ho sempre accumulato le cose che ho comprato, perché poi, come dicevo prima,
compri questo perché ti viene l'ispirazione di fare qualcosa, ma poi non c'è il tempo per iniziare, compri quello ma non c'è lo spazio per fare. In realtà dal 2003, perché poi io mi sono trasferito definitivamente in Sardegna nel 2003. Cioè, prima viaggiavi? Sì, tra il 2001 e il 2003 viaggiavo. Sì, viaggiavo più volte l'anno. Ok. Sì. Quindi Che poi è stato, diciamo, la base per farmi piacere inizialmente la Sardegna, posto, perché certo. comunque trasferirti così tutto ad un botto, secondo me sarebbe stata proprio pesante. Già è stata pesante, però di più sarebbe stato di più. Comunque ho iniziato poi di nuovo nel 2018. tanto tempo dopo. Sì, ma in realtà non mi sono fermato sulla conoscenza, perché ho studiato tanto, soprattutto sul discorso sardo mi sono documentato tantissimo. Gli usi, le tradizioni, la storia, Sì. l'artigianato, Sì. beni archeologici, tutti gli ambiti? Tutto quello che riguarda la storia sarda. Tu ne sai più di me sicuramente. Non lo so, Non essere sicuro. però mi piace tanto. Se dici che hai studiato, poi sei una persona straffidabile, per come ti conosco, quindi se mi dici così vuol dire che hai studiato di più. E quindi ti sei... quindi perché hai studiato la poi... Sardegna? Perché volevi trasferire l'arte, la tua idea di arte Sì. in questi ambiti, diciamo? Sì, allora, inizialmente cercavo di fare le cose che mi piaceva vedere un po' online, un po' quando andavo in giro per le mostre. In realtà quando ho iniziato ho fatto qualcosa per la Sicilia, quindi mi sono procurato un po' di materiale che avevo a casa, quindi dei fogli di giornale che mi ero portato dalla Sicilia, anzi esattamente del quotidiano La Sicilia, e da lì ho iniziato a comporre delle storie che poi in quel caso erano prettamente politiche, dove avevo dipinto l'Etna e sotto tutti i paesi, diciamo, raffigurati proprio con le scritte che trovi poi su nel giornale, dove c'è per esempio Catania, Aciriale, Taormina, eccetera, eccetera. Okay. E quindi ai piedi dell'Etna ho messo tutti i riferimenti, un paio di città e di paesi con alcuni riferimenti, diciamo, di problematiche. Okay. E quindi in quel caso ho cercato di rappresentare, diciamo, l'Etna come tipo: Etna, pensaci tu, lavaci con la lava tutti i problemi, toglici tutti i problemi. Lavaci tu, è bellissimo. Sì, ma perché poi comunque, sai, sono un po' luoghi comuni. È un po' definitiva come lavata, Perché poi comunque alla fine la lava è un liquido, no? No, ma dico, è definitivo se ci deve lavare tutti i paesi. No, ma non inteso come lava. Lava i problemi, quindi pulisci i problemi, certo, però se che pulisci abbiamo in Sicilia, nella Sicilia orientale in quel caso. So che la definizione non è magari quella giusta, metafora, però in realtà è un luogo comune il fatto di utilizzare in un vulcano il fatto lava il problema, quindi certo. Puliscici, liberaci da questo problema. In quel caso ovviamente io ci sono nato e cresciuto, quindi i problemi li sappiamo tutti quali sono dalle mie parti, ed era più una cosa provocatoria, politica, certo. o comunque sociale, e comunque ho iniziato lì. Ho avuto la fortuna che il quotidiano, poi li ho messa su Instagram, il quotidiano La Sicilia l'ha ricondivisa, sì, e da lì mi è partito, diciamo, l'input di iniziare, di iniziare. Proprio ho detto, allora questo modo di pensare l'arte con il riciclo della carta
realtà può avere Ma un erano dei senso. collage, cos'era? Sì, un Poi collage. dipinto l'Etna. Ma in realtà l'Etna l'ho dipinta, ho utilizzato quello che io utilizzavo, cioè che vedevo nei carri di carnevale, quindi attaccavo i fogli di giornale. Quindi c'è un Etna dipinto e i fogli di giornale attaccati. Esatto. Come composizione. Esatto. Ok, Esatto. chiaro. Sì. Ehm, E quindi hai iniziato a utilizzare questo metodo, che è Sì. un po' misto, un po' di pittura e un po' di collage. sì. Hai fatto diverse... Tecnica mista, Tecnica mista, tecnica mista con collage, oppure acrilico e collage, dipende poi Figo. il contesto in cui... Hai continuato col tema Sicilia o hai fatto anche Sardegna? No. Poi ho visto che comunque ha avuto un seguito quel tipo di opera, o comunque di quadro e dipinto, e ho detto allora funziona. Quindi possiamo mettere le basi per fare qualcosa diciamo di nuovo, perché comunque poi di solito i quadri sono o acquarello o acrilico o olio, cioè a me sinceramente fare le cose simili agli altri non ti piace. va. Quindi cerco sempre di fare qualcosa, Distinguerti. di distinguermi, ma non perché voglio essere No, perché superiore, detto ma sei perché... originale, voglio No, ma dire. perché mi dà proprio lo stimolo di andare avanti. Certo. E quindi ho iniziato a sperimentare un po' di collage o comunque delle tecniche, e siamo arrivati poi nel Covid. Ah, ok. Nel Covid ho realizzato un'opera che era diciamo basata su uno dei miei quadri preferiti, che è l'Urlo di Munch, dove esattamente avevo raccolto un po' gli articoli del periodo, di giornale del periodo, dove siamo chiusi a casa, lo Stato... State a casa, comunque tutti quegli articoli allarmistici del periodo, e li avevo attaccati nella tela e diciamo raffigurato questo urlo stilizzato a modo mio. Perché? Perché era innanzitutto un urlo di tra virgolette di paura, perché comunque abbiamo vissuto un periodo che non eravamo abituati a viverlo, ma semplicemente perché quello che fino a quel momento avevamo visto nei film o nei libri di fantascienza lo stavamo vivendo dal vivo, dal vero, e quindi in realtà rimanere da soli a casa con la tua famiglia, non sentire i tuoi col telefono con la paura di magari non rivederci più perché poteva succedere, eccetera eccetera. Quindi poi in quel periodo, se ci pensiamo, il mondo, cioè la politica, comunque il governo, chi ci governa, ci ha dimostrato che comunque col ricatto ci può tenere in casa, Ma va. ci può segregare senza comunicazione, senza nulla. E quindi in quel quadro ho voluto rappresentare Il tuo di urlo. il mio di urlo, ma in realtà era un urlo condiviso con tutti. Io lo condivido, anche se non dovrei totalmente. Totalmente. Alla fine il vero significato era quello che effettivamente ci hanno chiuso, ci hanno costretto, ci hanno ricattato, e io in quel quadro ho voluto dare un altro significato oltre all'urlo. Ho detto attenzione che questo problema che abbiamo appena o che stiamo comunque vivendo si potrebbe riverificare in futuro, e come ci hanno dimostrato adesso che ci possono chiudere e segregare e ricattare e giocare con la nostra salute, con la nostra vita, lo potranno fare meglio in futuro. Come facciamo a non essere intercettati oppure bloccati?
nella mia testa in quel momento mi è venuto di pensare all'antica, dice utilizziamo il codice Morse. Che bello. E quindi ho detto magari in futuro quello non lo intercettano. Non lo intercettano. Infatti l'opera si chiama Morse e quando tu illumini il quadro e poi spegni la luce, esce una scritta in codice Morse con scritto SOS, quindi un grido d'aiuto, ma di realtà è un SOS. Come l'hai fatta? Con una pittura fluorescente. Fosforescente. Sì. Bravo, bella idea. Sì. Dov'è questo quadro? Questo quadro ce l'ho io nel mio studio. Poi magari te lo condivido Volentieri. o te lo faccio vedere dal vivo. No, lo voglio mettere come link. Ok. Lo mettiamo come link. Ok. Ma adesso la domanda mi viene spontanea. Mostre ne hai fatto tu? Assolutamente sì, Ok. perché comunque oggi rispetto a quando ero piccolo, quindi quando ero al liceo o in accademia, abbiamo tante possibilità. Infatti la cosa bella di oggi è che se tu comunque ti dai da fare, un po' come stai facendo magari adesso tu con questo progetto che io non conoscevo, con poco riesci, se hai voglia, A esprimerti. ma comunque a crearti una base per vedere se quel tipo di progetto che vuoi fare ha un futuro. Okay. Almeno puoi condividere quello che sono le tue passioni, le tue idee. È vero. È l'unica, secondo me, cosa bella di questo mondo un po' tecnologico. E diciamo sì, di mostre ne ho fatte. Quanta produzione hai fatto fino ad oggi? Allora, io faccio la maggior parte delle opere tutte le opere sono tematiche, quindi devono avere per me un significato quasi tangibile. Se l'opera non ha un significato, non ci perdo tempo, anzi, il perdere tempo mi fa star male proprio perché non riesco ad esprimere il concetto che vorrei esprimere, ma soprattutto la cosa che mi fa poi fa più star male è cercare il soggetto che poi deve piacere anche agli altri, perché alcuni artisti, ci sono varie filosofie di pensiero, alcuni artisti pensano che l'opera che tu realizzi comunque a prescindere deve piacere. In realtà io credo che è vero che l'opera deve innanzitutto piacere a me che la faccio, ma quando io la realizzo penso anche a chi sta dall'altra parte a guardare l'opera o chi poi la deve acquistare deve piacere, quindi cerco di immaginare un po' gli arredamenti, cerco di contestualizzarla in alcuni ambienti, che possono essere o di gallerie o museali, piuttosto che le case comuni di chi comprerà o di chi avrà un'opera tua. Ho appena sentito un podcast dove avevi intervistato un gallerista molto famoso, non faccio il nome, ma comunque parecchio famoso, e all'interno della sua galleria, quindi del suo staff, c'era proprio una figura professionale che si occupava di andare nella casa in cui il potenziale acquirente aveva idea di comprare quelle potenziali opere per individuare il luogo giusto dove metterla. Bello. Quindi bello. Quasi proprio una... Ma paradossalmente ti dico una cosa che credo capiti pure a te. Allora, l'opera d'arte in sé, che poi sia un quadro, che sia una scultura o anche un soprammobile, in realtà, almeno io per esempio con i quadri, inizialmente a casa non avevo nessun quadro, proprio perché è difficile cercare di capire quello che può star bene col tuo arredamento, o comunque anche con l'emozione che ti dà il quadro stesso. E in realtà solo da poco tempo ho iniziato a metterli in casa, e quando poi qualcuno di questi li utilizzo magari per fare qualche mostra, qualche esposizione, e lo togli dalla parete, ti manca da morire, infatti ti non devi manca. più metterlo, quello è tuo e boh.
No, in lasciando realtà lì. no, per me l'arte è Fai? condivisione. Certo, ma se lo metti potenzialmente in vendita, Allora, non ti dispiace? la vendita dell'opera è una conseguenza di quello che tu fai e crei intorno al tuo diciamo, personaggio, definiamoci così. Artista. E vabbè, la parola artista può racchiudere tante Ok, personaggio, significati, però diciamo Ci sta. io parlo di personaggio inteso come oggi, visto che tutti ci pubblicizziamo poi nei social, ok? Però quello che per me deve essere la base è la condivisione innanzitutto di un significato e la condivisione proprio dell'opera stessa. La vendita non è per me fondamentale, cioè a chi piace l'opera sicuramente poi vorrà avere delle informazioni per acquistarla o comunque per capirla anche. per capirla, esatto, succede sempre così ed è la cosa più bella, proprio perché quando ti si avvicina un amico, un cliente, un conoscente, qualcuno che comunque ti chiede informazioni, e quello ti appaga molto. Soprattutto quando ti capisce il significato. Quando me l'hai descritta tu adesso, perdonami se ti interrompo, ma tu mi hai descritto questo che l'urlo di Munch, io lo voglio vedere. Cioè, dopo che mi hai descritto come l'hai creata, il significato che aveva per te e tutte le varie sfaccettature legate al periodo, la voglio vedere a tutti i costi. E sarà Hai fatto. creato in me una curiosità, poi spero anche in altri, ma lo sai che la curiosità non è una cosa che è molto diffusa ultimamente, però ci sta. Sì, Poi ti voglio fare una domanda, perché tu sei proprio l'ospite perfetto per una domanda per un concetto che ho dentro da una vita, in cui credo, però la voglio fare a te come capire cosa ne pensi tu. Hai detto una cosa: l'artista, o meglio, quando tu ti confronti con gli artisti, quando hai parlato degli artisti, mi hai detto c'è quello che fa l'opera d'arte perché gli piace a lui, oppure hai detto che tu che invece pensi anche agli altri. E in te vedo una figura un po' diversa dal solito, ovvero, siccome io ho lavorato tantissimi anni nella comunicazione intesa come comunicazione, chiamiamola pubblicitaria, no? E io ho sempre detto una cosa rispetto al concetto di opera commerciale e opera artistica. Quando tu fai chiamiamola opera, quando fai tu una creazione legata al design, alla grafica, lo fai finalizzato alla vendita, no? Finalizzato al piacere a tutti, in modo che possa essere venduto. Mentre invece quando fai un'opera d'arte piace all'artista, punto. Poi se l'artista viene riconosciuto perché anche ad altri piace, ben venga, ma non è una condicio sine qua non quello di piacere agli altri. Esatto. La trovi condivisibile? Questa Assolutamente sì, ti dirò pure, allora, la maggior parte degli artisti che conosco, compreso io, non ci piacciono le nostre opere, è difficile che poi ci piacciono. Come non vi piacciono? Perché le fate? Come? Perché non non siamo mai soddisfatti, Ah, ok. Vabbè, però quando la fai non la fai pensando che deve piacere a un altro? No, io Tu sei così? Io la faccio innanzitutto. Allora, la base è che deve avere un significato, ok? Quasi tangibile, nel senso che deve essere un significato reale, se no non la faccio. Ok. Cioè, giusto per capirci, io non amo dipingere i paesaggi o per esempio la sella del diavolo della situazione o la spiaggia bellissima, non lo faccio. Non mi piace fare i ritratti tipo stile fotografie, perché ci sono artisti molto più bravi di me che lo sanno fare. Ok. Ma mi piace avere proprio un significato o un tratto caratteristico di quello che poi è il mio modo di dipingere e di realizzare l'opera. Tornando al discorso degli artisti, del pensiero degli artisti, purtroppo il mondo degli artisti è un po' particolare, un
un po' come nei cantanti, un po' come nei musicisti, anche gli artisti pittorici o scultori, ognuno ha la sua mentalità, ma anche io noto soprattutto la sua convinzione e questo lo vedo molto diffuso, che comunque qualsiasi cosa si dipinge per forza ci deve essere dall'altra parte qualcuno che deve piacere. In realtà non è così, perché non è detto che io faccio qualcosa che deve essere comprata a tutti i costi. Personalmente non lo pretendo, perché ripeto, la vendita di un quadro è una conseguenza di quello che tu crei nella tua vita artistica. Esatto. Ti dirò che ci sono molti artisti con cui condividiamo innanzitutto la passione per l'arte, ma condividiamo anche le esperienze di vendita. Ci sono artisti che oggi come oggi non è più come una volta, che avevano bisogno del gallerista, ok? Adesso hai bisogno della community. Quindi è l'artista il soggetto principale che deve tenere legati la community, quindi il suo pubblico, con la sua arte. Quindi esce in prima persona lui, che deve occuparsi anche della sua... Se oggi non fai così, purtroppo non riesci ad emergere. Certo. Tranne che sei Picasso piuttosto che Gaudì, in quel caso hai altre soluzioni di vendita, ma parliamo di Gaudì che ha costruito una città. Però oggi come oggi gli artisti hanno per forza necessità per farsi conoscere, perché il gallerista non ha bisogno di Luca per esporre i quadri, perché di materiale ce n'è tantissimo. Quindi più crei un tuo personal branding, più ti fai notare per le tue caratteristiche, più sei costante nel tempo, più emergi. Certo. E quindi è questo che ti differenzia. L'importante, e questo me lo ricordano pure a me amici curatori o comunque galleristi, l'importante è essere sempre presenti e sperimentare. Tant'è vero che negli ultimi anni, diciamo dal 2021, oltre all'arte fisica mi sono cimentato nell'arte digitale, quindi dare una sorta di backup del quadro fisico con il quadro digitale, unendo due mondi, diciamo, paralleli, grazie attraverso la tecnologia che è la blockchain. Quindi quando io realizzo un'opera, prima di realizzarla fisicamente la realizzo digitalmente, proprio perché così evito di sprecare materiale, di sprecare tempo e di fare tutti diciamo, gli accorgimenti del caso. E poi cosa fai? Quell'opera digitale, oltre a essere la base di quello che poi sarà l'opera fisica, sarà la certificazione digitale dell'opera fisica tramite la tecnologia degli NFT. Stavo per dirtelo, con gli NFT. Ok, l'NFT non è altro che una certificazione che viene inserita all'interno di la dico in parole povere per farla capire a tutti, quindi l'NFT, che significa non fungible token, è una tecnologia che permette a un'opera digitale, a un file digitale, di essere inserito all'interno di un registro digitale chiamato blockchain pubblico. Quando viene inserito all'interno di questo registro non può più essere più modificato. Quindi io all'opera fisica attribuisco l'opera digitale registrata in blockchain, quando vendo l'opera al cliente do l'opera fisica e l'opera digitale certificata che è stata realizzata da me, perché ricordiamoci bene, e il passato ci insegna, che le opere fisiche sono state sempre contraffatte. Chi mi dice che, la butto così
chiaro, in modo certo. provocatorio, che la Gioconda è stata fatta da Leonardo da Vinci. Oggi non lo so. Ok, Dovrebbe essere ma sicuramente quella che è esposta è una copia. Però chi mi dice che è stata realizzata da lui veramente? Perché comunque un qualcosa di fisico può essere riprodotto, lo hanno già fatto, hanno scoperto un sacco di opere contraffatte e non autenticate, quindi la tecnologia che ci abbiamo adesso permette oggi di evolverci in quel caso, in quel campo, fare un passo in più, diciamo. e fare un passo in più e dare al cliente, all'utente finale che acquista l'opera, una sicurezza di fare un investimento completo e sicuro. Certo. Questa tecnologia in realtà poi verrà utilizzata anche in altri campi sicuramente in futuro. Sì, no, ne ho sentito parlare non tanto in maniera ottimistica rispetto a una bolla che c'è stata un paio di anni fa di boom degli NFT. Ci sono stati diversi personaggi che ne hanno parlato in maniera entusiasta, e adesso proprio questo gallerista che ho sentito ha parlato anche degli NFT, dicendo che lui aveva già previsto questo, infatti l'ha chiamato lo spiaggiamento degli NFT, ma bisogna vedere cosa succederà. Però da un punto di vista proprio di bolla speculativa, dal punto di vista tuo invece è un altro concetto che vuol dire dare un imprinting e certificare che quella cosa è veramente tua. Allora da questo punto di vista è molto molto condivisibile, assolutamente. Ma ti faccio un esempio molto banale: se tu pensi che 20 anni fa, 25 anni fa, le comunicazioni che si mandavano tra un'azienda e un'altra azienda dall'altra parte del mondo avveniva tramite fax. Bravo. Ok, Bravo. quindi uscivano fogli di giornali, chilometri di carta, papiri. esatto, papiri di documenti che comunque avevano una validità, e tutt'oggi hanno una validità, perché in America, per esempio, Lo si usa ancora? in America si usa il fax per convalidare i documenti. Figurati. Tecnologicamente in Europa e in Italia siamo La molto firma più digitale avanti. stanno usando Sì, adesso. sì. E dicevo, paradossalmente, se noi ci pensiamo, quando si usava il fax ed è nata l'email, quanto ci è voluto ad ne utilizzare? E tutti quanti erano Ti chiedevano inizialmente... ancora il numero di fax, non ce l'ho Esatto. manco fisicamente Oppure più. ti è arrivata, non ti è arrivata. Adesso non possiamo più fare a meno della mail, perché sappiamo che è una tecnologia sicura e appurata. Beh, per Però- darne accuratezza e precisione è arrivata la PEC, La PEC. che poi è diventata anche lo strumento di convalida postale, diciamo, che era raccomandata, ora è stata sostituita dalla PEC. Esatto, anche la PEC, molto probabilmente, non lo so se ancora già da ora, ma anche la PEC sicuramente sarà su base blockchain, quindi non potrà essere modificata, mentre le PEC normali, se tu vai a vedere, ci sono i vari marchi delle PEC, Sì. possono essere da qualcuno alla base che ha programmato quella PEC, potrebbe essere modificata. Potrebbe essere, Capito? certo. Vabbè, Quindi, questi sono molto tecnici, però il concetto proprio che hai fatto tu prima, cioè l'opera d'arte diventa legata alla tua persona in quel modo lì. Che poi Assolutamente sì. Tornando alla speculazione che c'è stata fatta, come tutte le tecnologie o diciamo quel mondo dove c'è circolo di soldi, purtroppo si è sfruttato un'onda, una novità dove si è voluto speculare, ma in realtà chi era molto avvezzo nel settore dell'arte sapevi già in partenza, in base a chi c'era dietro i progetti, se era fuffa o se era ciccia. Esatto. Ok? Quindi paradossalmente c'è stata gente che è diventata ricca, ma non ricca così, No, molto ricca, con delle scimmiette, non ricordo. ok? Piuttosto che dei cyberpunk, Cyberpunk, ok? non ricordo anche questo. E mentre altri che hanno poi cavalcato l'onda dopo, quindi sono nati dopo, hanno fatto speculazioni su progetti che poi sono spariti.
Esatto. Quindi sono spariti i soldi in realtà, perché il progetto è lì nella Bravo. blockchain, ma Solo i soldi sono spariti. Cioè il valore della cosa è crollato. Diciamo, guarda, ti racconto questa cosa perché è molto, molto bella. Io ho iniziato nel mondo degli NFT così per caso, proprio perché stavo studiando la tecnologia che era un po' diffusa nel mondo dei social tipo Twitter, attualmente si chiama X. Ed è capitato, se ti ricordi bene, nel 2021 c'è stato l'incendio di Scano di Montiferru. Sì. Ok, quell'incendio ha devastato tutta quella zona e un po' tutti in Italia si sono smossi, anche all'estero si sono smossi per raccogliere soldi, eccetera, eccetera. Sta di fatto che in quel periodo un noto curatore d'arte ha creato una call con tutti gli artisti, dedicata a tutti gli artisti sia nazionali che esteri, per la creazione di un NFT Legato alla... per raccogliere dei soldi da donare al Scano di Montiferru. E quindi appena ho visto la cosa ho detto mi ci butto, perché come dicevo prima, se ti ricordi, io ho detto che oggi come oggi dovremmo essere bravi a sfruttare quelle occasioni che ci offre il web, perché di occasioni ce ne sono tutti i giorni. Devi essere comunque intanto fortunato a trovare il progetto giusto, ma devi essere anche veloce anche a sfruttare, perché è un mondo velocissimo quello dell'online. Quindi ho subito con la mia tavoletta grafica, ma nel giro di mezz'oretta ho fatto uno schizzo di un mammutones stilizzato con una linea rossa che stava a significare il fuoco. L'ho proposta e l'hanno accettata. L'opera da lì a poco è stata messa in vendita su uno dei portali per NFT più importanti al mondo. Assieme a me c'erano artisti, cioè io ero più piccolo, tra parentesi, ok? Cioè il nulla, però c'erano artisti del calibro di... Bansky? No. No, magari. Però c'è stato Antonio Marras, artisti generici, cioè sì, vari mondi, non certo solo dell'arte. Mahmood il cantante, Mahmood, perché è un bravissimo artista. Sì. Poi altri artisti tipo che nell'ambito NFT sono i pionieri, tipo Yakatao, che sono italiani, Giovanni Motta, Andrea Crespi, quindi artisti che comunque hanno creato in quel caso una community che è servita a raccogliere dei denari che sono andati poi sono andati a finire. Ok, bello. Paradossalmente la mia opera, il mio file NFT è stato venduto e quei soldi sono andati a finire in un'associazione che ha devoluto al posto per ricostruire, ed è stato molto bello. È proprio quella è l'utilità un'altra utilità dell'NFT, il fatto che tu fai una raccolta fondi certificata dove nessuno può imbrogliare, ok, o comunque non puoi modificare i dati, e doni quei soldi a per qualcosa di utile. È un po' come la tracciabilità e la trasparenza nelle raccolte fondi di cui abbiamo conoscenza, che qualche volta, non sempre, vengono in qualche maniera, non dico manipolate, ma non ben condotte. In questo caso sì, invece c'è proprio la certificazione. Abbiamo fatto un'ora e 10, non te ne sei manco accorto. No. Allora, e qui arriviamo al dunque, che praticamente questo progetto, io gli ho dato un nome, non ho creato NFT, però l'ho chiamato A come ... Questo è il titolo del progetto, del podcast, come sarà pubblicizzato nella piattaforma. Perché io ad ogni ospite, finita la chiacchierata, e in base a ciò che abbiamo detto, in base a ciò che hai detto tu, ti faccio la domanda e rispondermi con una parola che inizia con la A, che rappresenti un po' la nostra chiacchierata, quindi o la tua vita o quello che ti pare. A come?
innanzitutto appassionati Mm. dell'arte, in questo Arte caso. me l'hanno già detta, quindi non te la concedo. No, ma arte no, Appassionati. appassionati, Appassionati, amore, già detto. amicizia. Già detto. Caspita. Perdonami, ma ce ne sono 30 davanti. Quindi prima o poi. Però ho letto che ci sono 5.700 parole che iniziano con la A. Quindi porca miseria, bisogna sforzarsi un po'. Non voglio utilizzare ChatGPT, però sto cercando di utilizzare la mente. Certo, fin bravo, quando ci riusciamo. sforziamoci, ma ci riusciamo. Perché comunque di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato ovviamente di arte. Ecco, potrebbe essere qualcosa che ti lega al tuo... Ma no, io dico appassionati, ma semplicemente perché comunque noi due siamo, cioè per quello che ti conosco, anche io siamo appassionati di tante cose. Quindi come io sono appassionato della musica, dell'arte, del mio lavoro, dello sport, tu sei appassionato del tennis, Cavolo, una scimmia ultimamente. della cucina, La cucina della molto. cucina, ti piace cucinare. Quindi così. comunque poi io ti dico appassionati anche perché mi voglio differenziare dalle parole che hanno detto gli altri. Ok, sono d'accordo. A come appassionati. Esatto. A come appassionato, perché comunque... Ah, tu hai un nome d'arte, mo lo diciamo. Lo Sì. possiamo dire? Sì, alla fine lo possiamo dire. Lo possiamo dai. dire, no? Il Qual è mio il tuo nome nome d'arte è Luca Jan, Luca con la K e la J, che in realtà è Gianluca detto al contrario, è un nomignolo che avevo da piccolo. Ti chiamavano così? Sì, c'era una persona che mi chiamava Luca Gian. In realtà Luca Gian è un po' forte come da dire, proprio Luca Gian. Luca Gian è molto italianizzato. Luca Gian è un po' più orientale, come lo vedi? Ma no, quando diciamo ho modo di parlare con persone che stanno all'estero, automaticamente dicono Luca Jan, quindi credo Davvero? che sì. È nato così? Ah. Sì. E poi c'è un altro artista che in realtà ha il mio stesso nome e cognome, quindi è giusto sempre per tornare al discorso Luca differenziarci. Palazzolo si chiama? Sì. Davvero? Sì, c'è altri Gianluca Palazzolo, quindi Artista? Artista, sì. Ok. Che non conosco, però prima o poi lo Devi conoscerò. conoscerlo per forza. Ma ce ne siamo un paio di Gianluca Palazzolo, quindi non so chi sarà il più bravo Ma dei tanti, non a livello artistico. Siamo Allora, tutti bravi, siamo tutti diversi. ognuno avrà la sua ma personalità, certo. e quindi sarebbe figo organizzare un giorno tutti Gianluca Palazzolo. Esatto. E quindi niente, il mio nome d'arte Luca Jan lo troviamo nel web, lo troviamo nei social, su lo troviamo Instagram, sì, su Instagram soprattutto. Su Instagram sì, dove in realtà per l'arte diciamo è il mondo suo, ecco, Instagram. Mi mandi il link e lo metto in descrizione. Così Assolutamente comunque sì. mi fa piacere che si condivida le cose che fai. E poi sì, su Twitter, su X, su Facebook, un po' dappertutto, ecco. Grazie Gianluca. Grazie a te, grazie A chi ci ha ascoltato. ai tuoi ascoltatori, quindi sono sempre a disposizione. Magari la prossima volta avvisami quando No, ti dobbiamo fare avviso. queste cose. Non avviso nessuno. Grazie Luca. Grazie a tutti. ciao. Ciao. Allora, mi è venuta curiosità. Ho seguito Gianluca che entrava nel suo ufficio perché voglio farvi vedere i quadri. Voglio vedere anch'io in prima persona. Adesso busso. Gianluca? Ci sei? Ancora qua sei? Sì, voglio vedere i quadri di cui mi hai parlato e nel caso... Ma pensavo che lo volessi vedere tra un po' di tempo. Dai, adesso, ormai ci sono. No, che figata. Già sto inquadrando questo. Che bello. Ah, questo è quello dell'Ullo di Munch di cui mi parlavi? Sì, Giusto? sì. E lì ce ne sono altri? Sì, questo stavo... Meraviglia. Anche quello.
E mi parlavi tempo fa, adesso mi sono ricordato, che sono tutti anche in realtà aumentata. Assolutamente sì. E che significa che tu li inquadri col cellulare? La realtà aumentata non fa altro che creare un plus al quadro, all'opera, sempre. Lo animi quasi. Esatto. No, che meraviglia. E questo lo fai facendo delle animazioni? Esatto. Meraviglioso. Paradossalmente se ti sposti col telefono non lo vedi più. Anche di questo. Anche di questo? Assolutamente sì. No, che bello. E questa è una genialata, perdonami, ma mi piace da morire. Diciamo che Questa sfruttiamo. viene della fruibile in qualche maniera. Sì. Bene, vi ho fatto vedere un po' quello che fa Luca Jan, e sono molto contento, quindi Grazie. mi fa molto piacere. Risalutiamo. Grazie. He's just a snake in the grass.